su vassoio nasce con una fisionomia di avere la poppa tronca 1 metro 90 centimetri circa, per una lunghezza di 3,5 metri, 4. Questi diciamo sono fatti un po' più affusolati perché vengono usati per la regata, e caratterizza lo stile del costruttore il taglio della punta. Solitamente noi sbecchiamo e poi gli diamo una pulita sulla punta. Questo è lo stile nostro. Diciamo che venivano utilizzati per costruirli materiali vegetali, diciamo delle funi fatte di giunchi macinati poi intrecciati per fare la fune, oppure lo stesso materiale che si utilizza per fare sul vassoio un po' più fine veniva bagnato e intrecciato con le mani per fare le funi. Però poi diciamo che oggi abbiamo necessità di averlo più stretto, quindi viene fatto con le fune in nylon. Solitamente il pescatore che utilizzava su vassoio nel periodo dello sfalcio, che avviene a seconda delle annate, diciamo comunque la seconda quindicina di giugno, si sfalciava il materiale, l'erba per il fabbisogno. Solitamente durava 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi possiamo immaginare che per fare un fassone normale ci vogliono una quindicina di mazzoni di erba. Potete immaginare che per il fabbisogno di tutto l'anno c'era necessità almeno di 5-6 imbarcazioni, quindi doveva tagliarsi almeno 200 mazzi di erba. L'erba va messa a essiccare in un posto che non sia il sole troppo arido e neanche molto umidità, altrimenti fa l'effetto combustione. Va girata, va pulita da un fiore che poi l'erba ha in punta, qui ne vediamo un pezzettino piccolo. Una volta fatte queste procedure, diciamo che si può iniziare a lavorare. Una cosa molto importante: il momento dello sfalcio non deve ricadere in periodo di luna piena, altrimenti non va a maturazione l'erba.